E restiamo a Verona, dove ieri c'è stato un nuovo episodio di violenza tra i detenuti in carcere, una situazione pesante denunciata dai sindacati che hanno proclamato lo stato di agitazione del personale. E proprio contro il sovraffollamento, iniziativa dei radicali italiani, un gazebo davanti al penitenziario di Montorio. Vediamo. Fuori ci sono i radicali che portano avanti le loro battaglie, ma in mattinata dentro scoppia la bufera, tanto che i sindacati indicano lo stato di agitazione. La grana scoppia al carcere veronese di Montorio e la goccia che fa traboccare il vaso è di 24 ore prima. Nella sezione protetti 2 detenuti che ne aggrediscono un terzo ferendolo. Il tutto denuncia il SAPPE, sigla autonoma degli agenti carcerari, per problemi già esistenti. Così puntano il dito contro la direttrice Maria Grazia Bregoli. Ne chiedono la rimozione, come già fatto in passato, e avanzano l'ipotesi di un'ispezione ministeriale. Questo nuovo vertice sta adottando provvedimenti che mettono in serio dubbio la sicurezza di chi ci lavora e degli stessi detenuti. Situazione al limite, denunciano i sindacati. Il sovraffollamento è forte, mancano 70 agenti e a tutto questo si aggiungono i conflitti con la direttrice, che in passato aveva già replicato: il mio impegno a Montorio continua, non c'è emergenza né allarme. Un clima teso, insomma, che deriva, dicono i radicali, da quella che per le carceri è la madre di tutti i mali, il sovraffollamento. Sono situazioni che sono sanzionate dalla Corte di Giustizia europea. Non riusciamo a dare delle risposte a dei problemi. Ogni modo nell'altro, a mio avviso, deve essere fatto. A Verona il sindaco Tosi aveva proposto di usare le caserme dismesse per chi si macchia di reati meno gravi. Potrebbe andare, dicono i radicali, che intanto pubblicizzano i loro 12 referendum, 10 dei quali proprio sulla giustizia, dall'abolizione dell'ergastolo a temi legati alla figura dei magistrati e alla custodia cautelare. Servono 500.000 firme per ogni quesito e le stanno raccogliendo.